Di fronte alla società del nostro tempo, tante volte viene da chiederci se siamo sufficientemente preparati a portare il Vangelo agli uomini e alle donne di oggi. Come fare ad offrire alla gente il messaggio cristiano in modo che risponda veramente alle loro domande, ai loro problemi? Beh, guarda, intanto bisogna pensare che le domande che vi faranno qualcuno sono domande anche generali che le conosciamo noi stessi, oppure i nostri che stanno vicini, quindi non sono proprio domande così. Comunque, la risposta a tutto è la parola di Dio. Non immaginate cos'è la parola di Dio, è la risposta a tutto. La risposta a tutto, difatti, è Dio che ci risponde attraverso il Figlio. Ecco, l'importante per queste cose è rievangelizzare se stessi, con le nostre parole di vita, messe per messe in pratica, rivangelizzare, ma proprio, non ogni tanto, essere Vangelo viventi, che la parola ti prenda, che la parola ti inzuppi, di non essere che parola, non più il Giovanni, l'Elio, il Guido, tu sei la parola di Dio, tu sei la parola di Dio, perché è talmente presa dalla tua anima che tu non sei che quella. Ecco, per esempio, dicono, cosa fai Giovanni? Dovrebbe rispondere, studio, no, amo. Perché lui ha la parola di vita, per esempio, amare Dio con tutto il cuore e la sua volontà. Allora cosa fai? E sta magari studiando. Cosa fai Giovanni? Studi? No, amo. Poi a colazione. Cosa fai Giovanni? Mangi? No, amo. E poi incontra un altro. Cosa fai Giovanni? No, amo. Cioè è tutta parola di Dio quello lì. Tutta parola di Dio. Facendo così, vivendo la parola, si fanno tante esperienze bellissime, si vede come si incide su altri, si vedono cambiamenti interiori, si scoprono libertà nuove. Ecco, e allora tu bisogna metterli in comunione con gli altri. E dandole, l'altro si arricchisce perché le mette via, e ricevendo quella dell'altro tu ti arricchisci perché le metti via. Io vi consiglio, se fossi prete, se fossi un parroco, io tutte queste belle esperienze me le scriverei. Io prenderei un'agenda, riempirei di esperienze belle che hanno suo. Ecco. Poi c'è da fare la predica, mi raccomando gens, che almeno voi non facciate prediche, perché le prediche addormentano, le prediche proprio... Ecco, dico prediche nel senso che oggi si dà sta parola, ma non farmi la predica. Si dice al genitore, ma lascia, non farmi venire qui con le tue prediche, sempre in questo senso, vero? Ecco. Non fate la predica, voi dovete fare qualcos'altro, da sacerdoti che comunicano Dio dovete essere. Allora, avete queste belle esperienze e dovete naturalmente, perché è dovere per un sacerdote, trasmettere il messaggio cristiano, il Vangelo, l'epistola, quello che c'è, voi lo dovete fare. Però se lo fate così farà del bene, senz'altro se lo fate convinti. Ma se voi ci agganciate sotto, qualche volta esperienza, sai, un mio amico, e raccontate com'è andata, non so, con quello che si è convertito, con quell'altra, ecco. Allora sì che il Vangelo diventa appetibile, è molto più chiaro, lo capiscono molto meglio. Questo io vi consiglio di fare, Ecco,